Nuova allerta meteo di colore giallo diramata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per la serata odierna e soprattutto per la giornata di domani, venerdì 29 agosto, fino alla mezzanotte su tutto il territorio regionale. La causa del maltempo in arrivo è una vasta depressione atlantica che si sta avvicinando al nord Italia, attivando un intenso flusso di correnti umide e instabili da sud-ovest in quota e di scirocco al suolo, che favoriranno l'attività temporalesca sulla regione. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo. Oggi nuvolosità variabile con possibili rovesce temporali locali più probabili tra pianura e prealpi e zone occidentali. Tempo migliore verso Trieste e Isontino. Soffierà scirocco moderato tra Lignano e Grado e vento moderato sostenuto da sud in quota. Non si esclude la possibilità che qualche temporale possa essere forte. La giornata peggiore sarà venerdì con rovesce temporali, piogge intense alternate a fasi meno perturbate. I temporali saranno più frequenti sull'area montana, dove le piogge complessivamente potranno essere molto intense. Locali temporali forti saranno possibili su pianura e costa, anche se sulla costa dovrebbe piovere meno che sulle zone interne. Sulla costa in quota soffierà vento sostenuto da sud.